sempre un grande piacere stare qui ad Agrigento. Un anno importante per la nostra città, capitale della cultura. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo essere felici e orgogliosi. Noi siamo Agrigento! Vamos! Positivo il riscontro fatto dall'amministrazione comunale di Agrigento per mezzo di una missiva dell'assessore al ramo Costantino Ciulla, che afferma come il concerto di Capodanno in piazza Marconi ad Agrigento è stato un tutt'uno di musica e allegria che ha abbracciato le ultime ore del 2023 e il nuovo anno in sicurezza. La serata, condotta da Miriam Di Rose e Davide Scibili, ha visto il Tiro Mancino padroneggiare dal palco dalle 23:15 in poi, interrompendosi per circa 10 minuti intorno alla mezzanotte per il brindisi e i saluti del sindaco Miccichè. Il pubblico, coinvolto in una piazza che si riempiva sempre di più, ha cantato con il Tiro Mancino fino all'una, per poi trasformarsi insieme di energia e festa, a seguire fino alle 3 del mattino. Lo spettacolo è continuato con i DJ set animati dai format agrigentini Giovedì all'Italiana con Pablo DJ Noce de Fuego e con il vocalist Marco Catalano. Un plauso va all'organizzazione, continua Ciulla, dell'evento, che ha lavorato incessantemente nei giorni scorsi e si è concentrata fino a pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo, senza tralasciare alcun dettaglio nel rispetto delle norme di sicurezza, garantendo così lo svolgimento fluido e sereno dell'intera manifestazione. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Inizio nel ringraziare i componenti del Comitato per l'Ordine Pubblico, proceduto nei primi incontri dal vicario del prefetto dottore Signorelli nell'ultima riunione del 31 dicembre, insieme al dottor Filippo Romano. Ringrazio, continua Ciulla, la questura di Agrigento, il questore Palumbo e tutti i dirigenti che si sono prodigati per analizzare e prevenire quelle criticità legate allo svolgimento della manifestazione e così attuato una forma di ampia collaborazione reciproca, un piano funzionale ed efficace. Grazie a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, questi detentori di un delicato ruolo chiave nella gestione delle norme di sicurezza. Ringrazio infine le istituzioni che hanno reso possibile, sovvenzionando le iniziative natalizie, il Capodanno ad Agrigento, iniziando dall'amministrazione comunale, dal Parco della Valle dei Templi, dall'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana. Sono ampiamente soddisfatto, conclude l'assessore Ciulla, perché in centro città, in piazza Marconi e nelle vie adiacenti, nonostante le numerose organizzazioni di veglioni ed eventi collaterali, si sono riversate migliaia di persone e questo fa assolutamente ben sperare all'economia locale e alla promozione della nostra città. Adesso è tempo di guardare avanti al 2024, nel quale bisogna attuare importanti azioni che ci guideranno verso il 2025, anno in cui Agrigento celebrerà la designazione di capitale italiana della cultura, opportunità che, ne sono fermamente convinto, cambierà per sempre le sorti del nostro territorio. Certo si guarda ai prossimi eventi, a iniziare dalla prossima edizione del Mandorlo in Fiore, per la quale abbiamo divulgato un brevissimo video di presentazione delle date ufficiali proprio in occasione dal palco del concerto di Capodanno. Il Mandorlo in Fiore, conclude Ciulla, si svolgerà dunque dal 9 al 17 marzo e sono state già avviate nei giorni scorsi quelle interlocuzioni con i gruppi internazionali e il lavoro di team che garantirà l'ottima riuscita della 76esima edizione.